Buonasera, nuova edizione del nostro TG, ma iniziamo dai titoli. Operazione della squadra mobile della Questura di Cosenza coordinata alla DDA di Catanzaro, smantellato un'organizzazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti, 45 le persone arrestate. Il riconfermato consigliere regionale eletto nella lista democratici riformisti è indagato dalla Procura di Paola per corruzione, insieme all'esponente politico anche i sindaci di Acri e Longobucco. Si è insediata questa mattina la commissione d'accesso nel comune di Cutro, l'ha nominata il prefetto di Crotone a seguito dell'inchiesta Thomas. Insediati a Palazzo dei Bruzzi i commissari dovranno risanare i conti del comune. Sono incoraggianti i dati del turismo in Calabria presentati alla BIT di Milano, traina l'enogastronomia. Bepi Pillon, il nuovo allenatore del Cosenza, subentra a Piero Braglia, esonerato dopo la quinta sconfitta consecutiva. Oggi il neotecnico ha diretto il primo allenamento e nel pomeriggio incontrato la stampa. La cronaca dunque in apertura con l'operazione della Polizia di Cosenza coordinata dalla DDA di Catanzaro che ha disarticolato una organizzazione dedita al narcotraffico, 45 gli arresti, il gruppo faceva capo alla famiglia Presta. Nelle loro mani c'era il controllo del narcotraffico nella Valle dell'Esaro, vendita, cessione, distribuzione, commercio, trasporto, consegna, acquisti e ricezione. Tutto passava dalle loro mani, l'illecita detenzione di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti come marijuana, hashish e cocaina. L'organizzazione criminale controllava il territorio della provincia di Cosenza, in particolare fra i comuni di Tarsia, Roggiano Gravina, San Lorenzo del Vallo, Spezzano, Albanese e Acri, esercitando il proprio potere mediante la capillare e asfissiante imposizione dei propri spacciatori nelle varie piazze di spaccio, nonché di quella dei canali di approvvigionamento e rifornimento della sostanza stupefacente. La cocaina, ad esempio, proveniva da fornitori reggini vicino alle cosche di Platì. Il Maxi Blitz è scattato nella notte, è stato eseguito dagli agenti della Questura di Cosenza, che hanno anche effettuato una serie di provvedimenti restrittivi emessi dal GIP su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro nei confronti di 45 persone ritenute appartenenti a un'associazione armata finalizzata al traffico e allo spaccio di sostanza stupefacente che faceva capo alla famiglia Presta. Perquisizioni sono state eseguite nel cuore della notte con l'ausilio anche dei cani antidroga. Poi questa mattina l'uscita dalla Questura di Cosenza, 45, dicevamo, le persone raggiunte dalla misura cautelare, 20 in carcere, 16 ai domiciliari, 7 destinatari di un provvedimento di obbligo di dimora e 2 di presentazione alla polizia giudiziaria. Ad alcuni degli indagati vengono anche contestati i reati di estorsione, ricettazione e detenzione abusiva di armi. In conferenza stampa il procuratore Gratteri parla di metodo mafioso della famiglia Presta che aveva, secondo gli investigatori, il controllo capillare del territorio e l'esclusiva del business della cocaina che fruttava 1 milione l'anno. Spedizioni punitive e pestaggi per chi non pagava, episodi di violenza documentati dagli investigatori, il metodo mafioso dell'organizzazione sgominata oggi nel Cosentino, lo dice con chiarezza il procuratore Nicola Gratteri in conferenza stampa. Controllavano in modo minuzioso tutto il loro territorio. Nessuno poteva ovviamente andare a vendere droga se non facente parte di questa famiglia di 'ndrangheta, e era talmente asfissiante la vendita e il controllo che anche, come diceva prima il dottore Messina, anche la squadra di calcio del Roggiano, l'allenatore, i calciatori compravano la cocaina da questa famiglia. Il territorio era cosa loro, grande disponibilità di armi anche da guerra per capi e gregari signori della Valle dell'Esaro, a cui sono state sequestrate 3 auto, 2 imprese individuali, 32 immobili, un business, la cocaina di cui erano esclusivisti. Questa massiva attività di spaccio di stupefacenti che sostanzialmente nascondeva una capacità altrettanto massiva di controllare capillarmente il territorio, la possibilità di ottenere una provvista da utilizzare attraverso questa attività, tra virgolette, dei militari, da utilizzare per sovvenzionare
il capo zona, insomma, il noto Presta, nonché tutti i soggetti che facevano parte dell'organizzazione, che fanno parte dell'organizzazione e che sono in stato di arresto, e oltretutto una sorta di bilancio di almeno 1 milione all'anno, insomma questo è il calcolo, diciamo, dell'impegno economico e del profilo economico, che consentiva anche di pagare gli accoliti. All'operazione di oggi ha preso parte personale dello SCO, delle squadre mobili di Cosenza e Catanzaro, le pattuglie dei reparti prevenzione crimine di Reggio Calabria, Monza, Viterbo e L'Aquila. Le indagini, è stato sottolineato, condotte con tecniche tradizionali, evidenziata l'organizzazione militare della struttura. Gli esponenti dedicati al traffico della cocaina non traevano i proventi direttamente dallo spaccio della sostanza stupefacente, ma venivano stipendiati dai vertici dell'associazione. Quindi tutto il provento del traffico della cocaina doveva confluire in questa cassa comune dell'associazione, per la quale c'era una contabilità minuziosa dei 2 fratelli Presta, che erano i vertici dell'associazione. Inchiesta Genesi, scarcerato il giudice Marco Petrini, non potrà però tornare in Calabria. Il GIP di Salerno ha disposto la scarcerazione di Marco Petrini. Il giudice è finito in carcere lo scorso 15 gennaio nell'ambito dell'inchiesta Genesi con l'accusa di corruzione in atti giudiziari. Accolta dunque l'istanza avanzata dai legali del magistrato. Per Petrini è stato disposto il solo obbligo di dimora delocalizzato. Non potrà cioè tornare in Calabria. Marco Petrini, presidente della seconda sezione della Corte d'Assise d'Appello di Catanzaro e della Commissione tributaria, ora sospeso dagli incarichi, secondo le accuse avrebbe accettato offerte di denaro, doni e sesso in cambio dell'interessamento su processi penali e tributari. Dopo l'arresto Petrini ha deciso di parlare con il PM di Salerno, ammettendo una serie di responsabilità e consentendo di aprire nuovi filoni di indagine. Gli interrogatori si sono tenuti fino al giorno prima del riesame, al quale la difesa ha rinunciato, decidendo di fare appello al GIP e chiedendo la dimora fuori dalla Calabria, territorio oggetto di indagini, richiesta oggi accolta dal GIP. Il Tribunale del riesame di Catanzaro ha annullato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dell'ex banchiere Ottavio Rizzuto. Era stato arrestato nell'ambito dell'inchiesta Thomas mentre ricopriva l'incarico di presidente del Consiglio di amministrazione della Banca di Credito Cooperativo del Crotonese con l'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa. Il consigliere regionale Giuseppe Aieta del PD, confermato alle elezioni del 26 gennaio, è indagato per corruzione dalla Procura di Paola. Corruzione, questa è l'accusa contestata dalla Procura di Paola al consigliere regionale del PD Giuseppe Aieta, rieletto lo scorso 26 gennaio. Le fiamme gialle di Scalea questa mattina hanno perquisito la segreteria politica di Aieta a Cetraro, cittadina dove è residente e dove ha ricoperto la carica di sindaco. I finanzieri hanno sequestrato documenti e personal computer. Secondo le accuse, Aieta avrebbe promesso all'imprenditore operante nel settore della sanità, Giuseppe Chiaradia, anch'egli indagato, l'accreditamento delle proprie strutture presso la regione in cambio di voti per le regionali di un mese fa. Ma nell'inchiesta del procuratore di Paola Pierpaolo Bruni ci sono anche altri indagati: il sindaco di Acri Pino Capalbo, Emilio Morelli, marito di una consigliera comunale di Roggiano Gravina, e il sindaco di Longobucco Giovanni Pirillo, ai quali Aieta, sempre secondo le accuse, avrebbe promesso l'assunzione per se stessi o per i propri congiunti oppure la permanenza nella struttura regionale dopo la rielezione. Al vaglio degli inquirenti dunque presunti favori in cambio di voti utili per la campagna elettorale dello scorso gennaio, e sempre secondo le accuse inoltre Aieta avrebbe promesso anche ad una delegazione di lavoratori delle terme la proroga della subconcessione dello sfruttamento delle acque termali in cambio di voti. Questa mattina il rieletto consigliere regionale è stato ascoltato per alcune ore dal capo della Procura di Paola Pierpaolo Bruni. Un presunto torturatore libico è stato arrestato dalla polizia in Calabria. Nel centro di accoglienza di Isola Caporizzuta aveva chiesto protezione internazionale.
Si trovava nel centro di accoglienza per richiedenti asilo di Isola Caporizzuto Peter il Boss, indicato come l'aguzzino che torturava i migranti in un campo libico. L'uomo, 37 anni, dal novembre scorso, si trovava nel centro del Crotonese in attesa del riconoscimento della protezione internazionale. A riconoscerlo però è stato un giovane somalo che era tra i migranti soccorsi a fine gennaio dalla Ocean Viking e poi sbarcati a Taranto. Il giovane ha svelato la vera identità dell'uomo che torturava i migranti in una safe house libica. Ha raccontato ai poliziotti di essere stato bastonato, di aver subito sevizie e minacce di usare l'elettricità per ottenere soldi. Un incubo quello vissuto in quella sorta di carcere dove venivano tenuti i migranti prima di farli imbarcare per l'Italia, e uno degli aguzzini si trovava proprio al CARA di Isola Caporizzuto. Il 37enne libico, vistosi scoperto, avrebbe promesso al giovane somalo del denaro in cambio del silenzio, ma di fronte al diniego della vittima era passato alle minacce. I poliziotti della mobile, su disposizione della DDA di Catanzaro, lo hanno arrestato anche per scongiurare il pericolo di fuga. Quando i poliziotti sono arrivati al CARA per eseguire il fermo, il libico stava per lasciare il centro di accoglienza. Adesso è accusato di associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e concorso in tortura. Le altre notizie di cronaca nei nostri 100 secondi. Insediata questa mattina al comune di Cutro la commissione d'accesso, l'incarico avrà la durata di 3 mesi. Il ministro dell'Interno ha delegato il prefetto di Crotone a disporre la commissione per verificare se esistano situazioni o tentativi di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata nell'ente della cittadina. La decisione è all'indomani dell'inchiesta Thomas condotta dalla Guardia di Finanza. Il nucleo decoro urbano della Polizia Municipale di Cosenza, in collaborazione con i Carabinieri, ha demolito una baracca abusiva che vendeva piante ornamentali in via Metaponto, chiudendo di fatto la fermata del bus, individuato il responsabile della condotta illecita. 300 dispositivi elettronici non sicuri sequestrati dalla Guardia di Finanza a Reggio Calabria, in un negozio cinese, denunciato il titolare. L'operazione è inserita nell'ambito di un più ampio piano di controllo del territorio per contrastare il fenomeno della contraffazione. A 17 persone, tra personale e direttore sanitario della struttura per anziani di Settingiano, è stato notificato l'avviso di chiusura indagini. Sono indagati per maltrattamenti, sequestro di persona, lesioni personali colpose e falsità ideologica. Le indagini sono scaturite dalle denunce presentate da familiari di persone ricoverate e le attività investigative delegate dalla Procura di Catanzaro alla Guardia di Finanza. Stava entrando nel tribunale di Castrovillari quando personale della vigilanza, durante il controllo all'ingresso, lo ha trovato in possesso di un coltello a serramanico di circa 20 centimetri. L'uomo è stato fermato e denunciato. Al comune di Cosenza insediati commissari dovranno sanare i conti di Palazzo dei Bruzzi. Dopo la dichiarazione di dissesto economico, al comune di Cosenza sono arrivati i commissari. Avranno il compito di risanare i conti di Palazzo dei Bruzzi. Questa mattina si è insediata la commissione straordinaria di liquidazione nominata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministero dell'Interno per l'amministrazione della gestione dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'ente. Dell'organismo fanno parte Francesco Paolo Di Menna, prefetto in quiescenza, che ne assume la funzione di presidente, Rosario Fusaro, dirigente di seconda fascia, e Francesco Giordano, funzionario di ente locale. La commissione ha competenza relativamente a fatti e atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre 2019, in quanto anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato che dovrà essere adottata dall'ente nell'anno in corso. A Milano la tradizionale Borsa Internazionale del Turismo, presente anche una folta delegazione della Regione Calabria. A Fiera Milano City, nel cuore del capoluogo lombardo, anche quest'anno si è rinnovato l'appuntamento con la BIT, la Borsa Internazionale del Turismo, storica manifestazione organizzata da Fiera Milano che dal 1980 porta nel capoluogo lombardo operatori turistici e viaggiatori da tutto il mondo. Una vetrina prestigiosa che ha ospitato tutti i 5 continenti e molte regioni d'Italia, tra cui la Calabria.
In uno spazio espositivo di 450 metri quadri, 56 operatori del settore e rappresentanti istituzionali, supportati dal lavoro costante ed efficace del Dipartimento Turismo della Regione, hanno dato vita a circa 500 appuntamenti e presentato, nel corso di importanti incontri con la stampa internazionale, la variegata e attrattiva offerta turistica della Calabria. Ad aprire gli incontri è stata la presentazione dei progetti in cantiere di Federalberghi Calabria. I relatori hanno anche illustrato i dati dello sviluppo del turismo in Calabria che, nonostante le numerose difficoltà, sono abbastanza incoraggianti. Il turismo esperienziale e la diversificazione dell'offerta sono sicuramente gli elementi fondamentali per la destagionalizzazione dei flussi turistici e la strategia più efficace per la penetrazione sui mercati internazionali. Uno dei principali attrattori è sicuramente l'enogastronomia ed è per questo che nel corso delle giornate della BIT i sapori di Calabria sono stati oggetto di graditissime degustazioni. A rappresentare i prodotti tipici è stata anche la giovane chef stellata calabrese Caterina Ceraudo, che di fronte al pubblico internazionale della BIT ha dato vita a diversi show cooking, proponendo la sua cucina gustosa ed equilibrata, che le ha fatto guadagnare la stella Michelin e che la pone tra le prime 10 chef donna in Italia. A Castrovillari svelato il cartellone del Carnevale. Premio Carnevale 16ª edizione a Sua Eccellenza Monsignor Francesco Savino, Vescovo della Diocesi di Cassano allo Ionio, per la sua esemplare carriera ecclesiastica, per la sua incessante opera di risanamento delle piaghe sociali. Io penso che dobbiamo imparare a dire grazie, perché la gratitudine, la riconoscenza rispetto a chi ha pensato alla mia persona. A Ivano Trombino, il padre di Jefferson, il miglior amaro al mondo, fondatore del vecchio magazzino doganale. Sicuramente una grande emozione, sono nel mio territorio, quindi comunque sono calabrese, quindi sono felice di ricevere questo premio. A Simone Iaquinta, campione italiano Carrera Cup. Sono innamorato della mia città, è un punto di riferimento per me stabile. Mi piace affermarmi e avere continuamente successi a livello nazionale, internazionale e comunque partire da Castrovillari. Il premio, istituito dalla consulta scientifica della Proloco e realizzato dal noto orafo calabrese Michele Affidato, è stato assegnato durante la conferenza stampa di presentazione del programma della 62esima edizione del Carnevale di Castrovillari e Festival Internazionale del Folklore, evento che si è svolto nella splendida location di Villa Bonifati a Castrovillari. Quest'anno verrà da noi la giornalista Carmen La Sorella. Avremo poi anche un'altra eccellenza che calcherà per la prima volta il nostro territorio, che è il maestro Raffaele Paganini. Una manifestazione che andrà dal 16 al 25 di febbraio con il focus dedicato alla Basilicata, con la ripresa del Festival Internazionale del Folklore con ben 6 gruppi stranieri, le sfilate importantissime del 23 e del 25, Gran Gala del Folklore. Oltre 100 appuntamenti spalmati su 10 giorni, dal 16 al 25 febbraio 2020. Il calcio, dopo l'esonero del tecnico Braglia, a Cosenza arriva Bepi Pillon. Nel pomeriggio ha diretto il primo allenamento, poi ha incontrato i giornalisti. Oggi è stato il giorno di Mister Pillon, il nuovo tecnico del Cosenza Calcio stamattina ha firmato il contratto che lo legherà ai lupi sino a fine stagione, con opzione per l'anno successivo in caso di raggiungimento della salvezza, e poi nel pomeriggio, dopo un colloquio con la squadra, ha diretto il suo primo allenamento sul manto erboso del San Vito Marulla. L'allenatore veneto ha parlato anche con un gruppo di tifosi accorsi ad incitare la squadra e poi ha seguito insieme al vice Chiuzzi la preparazione atletica della squadra guidata da Giacomo Tafuro, che in questa nuova avventura a Cosenza ha deciso di portare con sé e che ha lavorato insieme al tecnico nelle precedenti esperienze. Poi, dopo la seduta di allenamento, la presentazione ufficiale, affiancato in sala stampa a Bergamini dal presidente Guarascio e dal DS Trinchera. Con i cronisti ha parlato della sua scelta di guidare una squadra che punta alla salvezza e che ha le carte in regola per centrare un obiettivo che dice è alla nostra portata. Io ritengo che Cosenza sia una città importante, sia un bacino di utenza importante, dove sono venuto qua c'è un pubblico caloroso, dove il calcio è sentito, che ti fa vivere le emozioni, perciò
noi allenatori viviamo anche di emozioni, perché se vieni in una piazza così sei conscio che se le cose vanno male so come vanno le cose, se le cose va bene si trasforma tutto in positivo, perciò è una sfida importante, questo è sicuro, una sfida difficile, forse credo tra le più difficili della mia carriera, però sono qua, come ho detto anche ai miei giocatori, me la gioco e voglio giocarmela fino in fondo. La Regina vince nel posticipo con la Ternana e vola a +8 in classifica. È il bolide di Liotti a regalare un successo, il secondo consecutivo alla Regina che superando al Granillo la Ternana vola a +8 in classifica sull'inseguitrice Bari. Uno scontro diretto ma anche una gara dal sapore particolare per mister Toscano che riesce ad avere la meglio sulla squadra che ha guidato in passato e a conquistare 3 punti importantissimi dopo la gara d'andata in cui gli Amaranto sono riusciti a strappar via solo un punticino. Ma tornando al posticipo della 25esima giornata davanti ad oltre 12.000 spettatori, Denis e compagni giocano una gara sugli scudi concedendo poco o nulla agli umbri che provano ad impensierire l'estremo Guarna, Concelli prima e Defendi poi. I reggini però spinti dal calore del pubblico salgono in cattedra e dopo la pericolosissima incursione di Corazza sbloccano il risultato alla mezz'ora con Liotti che dalla lunga distanza fa partire un mancino imprendibile per gli Annarilli. Nella ripresa gli ospiti provano a raddrizzare la sfida ma non riescono a trovare la pericolosità nell'affondo finale. La Regina si difende con ordine, soffre nel finale ma riesce a portare il risultato fino al triplice fischio. Dopo 2 mesi di digiuno torna alla vittoria in casa ma guai ad esaltarsi troppo e a parlare di Serie B. Mister Toscano avverte: 13 gare sono tante, non abbiamo fatto ancora nulla. Adesso le previsioni del tempo. Permangono condizioni di variabilità sulla nostra regione con annuvolamenti più consistenti sui versanti e i litorali tirrenici, ma senza fenomeni degni di nota. In Atlantico continua il susseguirsi di profonde depressioni mobili sospinte da venti talvolta di tempesta. Domani nuvolosità variabile, specie lungo i versanti tirrenici, ma senza fenomeni di rilievo. Ampie schiarite nelle aree interne e sul Catanzarese. Temperature stazionarie, quindi ancora sopra le medie del periodo. Passiamo a mari e venti. Domani Mar Tirreno da molto mosso a mosso per venti deboli dai quadranti occidentali. Lo Ionio sarà calmo o quasi calmo per venti deboli di direzione variabile. Da ovest su Golfo di Corigliano e Golfo di Squillace. Per ulteriori approfondimenti vi rimando al sito www.meteoincalabria.com e alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Ed è tutto, grazie per l'attenzione e buona serata.